Noi tranquilli, non diventiamo il sindaco di Venezia. Ho usato anche il plurale maestatis. Diciamo che il nostro obiettivo, il nostro compito sarà quello di fare da promotori di idee, difensori della libertà e sicuramente di andare a fare da pungolo e spina nel fianco a chiunque governerà questa città e non farà ciò che ha promesso in campagna elettorale. Noi glielo ricorderemo tutti i giorni, ricorderemo eventualmente anche ai cittadini cosa hanno promesso e che cosa stanno facendo. Va da sé che se faranno le cose fatte bene noi gli daremo anche una mano. Mi permetto di andare oltre dicendo che sapete che in realtà ci sarà un ballottaggio al 99,99% periodico, ci sarà il centrodestra e il centrosinistra. Io chiedo a tutti quanti gli elettori di pensare alle varie liste civiche, perché le liste civiche che non siano già schierate prima delle elezioni, perché sapete che molti faranno già l'apparentamento, noi ad esempio non faremo apparentamenti, quindi nel momento in cui ci sarà da fare una scelta, noi staremo alla finestra e guarderemo chi vincerà. Quindi date forza a chi avrà la libertà di pensiero e non sarà legato alla partitocrazia romana. Si appella al voto Roberto Agirmo, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali il 24 e 25 maggio a Venezia con Resistere Veneto, nella speranza che gli elettori possano dargli fiducia, così come il candidato di Prima il Veneto Punto, Pierangelo Del Zotto, che si definisce un vero veneziano, ciò di cui, sottolinea, ha bisogno la città. Io non mi rivolgo a coloro che da anni votano a destra, non mi rivolgo a coloro che da anni votano a sinistra, mi rivolgo a coloro che da decenni non votano perché sfiduciati dalla politica e dalla cattiva amministrazione. Io mi rivolgo a questi cittadini, uomini e donne, che non votano da 10, da 20, da 30 anni, facendo presente loro che noi siamo quelli che potrebbero cambiare la sorte della città. Siamo l'unica lista che ha all'interno di 36 nominativi 18 uomini e 18 donne. Quindi noi superiamo il problema del genere perché abbiamo una lista estremamente equilibrata. Io non sono nato a Marcon, io non sono nato a Milano, io sono veneziano. Votate l'originale e non le brutte copie. Giovanni Andrea Martini con tutta la città insieme invita al voto perché Venezia ha bisogno di un cambiamento vero, a partire dal tema della casa, suo cavallo di battaglia. 24 e 25 maggio è importante andare a votare, perché votare per tutta la città insieme, perché abbiamo un programma molto preciso per quel che riguarda la casa, quindi casa pubblica, restituzione delle case pubbliche chiuse e sfitte entro 5 anni di tutte le case pubbliche, regolamentazione delle case private per quel che riguarda l'affitto turistico, quindi affittanze turistiche da ridurre, poi il tema più generale del turismo e quindi attenzione all'overtourism attraverso sistemi di regolamentazione, e poi il tema della sicurezza che va sia con una città viva, vissuta, sarà più sicura, ma anche con dei presidi fissi di stazioni di polizia urbana dislocate nei vari sestieri e nei vari quartieri, e poi il tema più generale dell'interesse pubblico che deve essere al primo posto rispetto all'interesse privato.